Beh, Dio, posso dirle finalmente. Prime parole cariche di sollievo, quelle della moglie di Walter Onichini, al quale il Tribunale di sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova. Secondo quanto si è appreso, il macellaio di Legnaro potrà lavorare nel negozio della sorella, un'azienda di macellazione carni del Veneziano. La sera, anziché in carcere, potrà tornare nella propria abitazione. La moglie è incredula. Sono stata 2 minuti al telefono con l'avvocato giusto per dirmi guarda, è arrivata la notifica della PEC adesso, ti faccio sapere quando bisogna andarla a prendere, punto. Da quello in poi io non so nulla, ho visto anch'io affidamento in prova, ma non ho letto le condizioni, gli orari, i giorni, se torna a casa, se non torna a casa. Una bella notizia. E è una storia che ci ha visto da vicino come veneti, e penso alla sua famiglia, immagino, come si può dire, la gioia. Ho avuto modo anche di parlare con la signora Onichini, l'ho incontrata e devo dire che va tutta la mia vicinanza a questa famiglia. I giudici hanno inoltre disposto per l'uomo un'attività obbligatoria di volontariato. Walter Onichini il 22 luglio 2013 sparò al ladro che stava scappando da casa sua ferendolo gravemente. Venne condannato in via definitiva a 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per tentato omicidio, sentenza diventata definitiva nel settembre 2021. Finora i ricorsi presentati dal legale dell'uomo erano sempre stati rigettati, ultimo quello alla Corte di Cassazione. Sempre nel 2021 la moglie di Onichini aveva chiesto la grazia al Presidente della Repubblica per conto del marito, detenuto al carcere Due Palazzi di Padova. Il ladro, condannato a 3 anni e 8 mesi per l'effrazione a casa Onichini, è un albanese di 32 anni ancora latitante.